Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. Tragedie su une piste di motocross in zone di Aquile. Un giovane di 24 anni di Treviso alle latte fur di strade, restant feriti in maniere serie, perdint la vita. Di banti soccorsi prestati per tempo dal personale medico arrivato sul puesco i carabiniers. Il giovane alle morte sotto dai voi dei genitori che lo avevano portato e piste. È un giovane di 16 anni di San Vito dal Tilimento, l'estate ustionato in maniere serie ai muse, intanto che ci rivede in pia un stue con l'alcol. Sul puesto è intervenuto da ormai gli soccorsi che lo ha trasportato all'ospedale di Pordenone, viudo della impossibilità di arrivare a Cattinara di Trieste al Bruttimp. A Bagnarole di Siesti invece resta bruciata, è stato un uomo di 75 anni per via di un problema con une bombole di gas. All'individuo è un animale salvato e al trai mal colpisce un agente dal corpo forestale. Le è succeduta a Quiledula che un chiacciatore l'ha scambiato l'agente per una prede alla tratte colpinlo alle schiene. In maniera fortunata l'uomo non l'ha riportato feriti gravis e è stato trasportato all'ospedale di Udin. Il chiacciatore invece è stato sotto shock, è stato accompagnato all'ospedale di Palme. Minaccia il barista per non pagare il conto, ma fu depurate al chiate e agenze delle polizie locali. A Udine, in tal corso dai controlli per il contrasto dal spaccio in zone di borstazione, le agenze delle polizie locali hanno fermato un uomo di 30 anni che poco prima aveva impugnato un curtis per evitare di pagare il conto in un locale di Via Rome. L'uomo è stato denunciato per rubarie, ingriviate e non solvibilità fraudolente. In tal corso dai controlli, gli agenti hanno beccato anche due giovani in possesso di hashish e chiatato una dose di cocaina a tiere buttate probabilmente per evitare il controllo. È stato approvato ieri sera il nuovo decreto per misure di contenimento de pandemie, il DDL Fiestel previsto dal 1 febbraio la riduzione delle durate dal Green Pass dai NUF ai 6 mesi e dal periodo minimo per somministrazione di terze dose di 5 a 4 mesi dal completamento dal primo ciclo di vaccine. In più è introdotta la obbligatorietà dall'uso dei mascaruti FFP2 in tai teatri, al cinema, in tai avvenimenti sportivi, anche al vierte sui mezzi pubblici. In più, fino ai 31 di gennaio, sono improibiti fiesti e concerti al vierte e sceradis, li salis da bal e li discotechis. A sono 126 i news casi di infezioni di Covid-19 rilevati in regione in queste ultime 24 ore, a fronte di 6.160 tampons molecolari e 14.060 voti test svelti. Un caso su 5 alle di giovani sotto dai 19 anni. 10 i decessi tra questi un uomo di 60 anni di Turiac. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25 con 275 pazienti in che altri reparti. Si contano anche 3 news infetti tra gli ospiti delle residenze per anziani dal Friuli Venezia Giulia e 4 tra gli operatori. Il punto romano costruito di lunghe deviani e con ogni probabilità tal ieri ad Oiarc sale il risultato delle 10ime campagne di archeologie subacquee dal Flum Stelle condotte dall'Università di Udine in tal'ambito dal progetto Anaxum. Di lunghe ricognizioni in zone di Palacciule e è stata chiatata anche un ponte di pilota di età tarde dal bronzo, striscinato probabilmente i desaghi di un sito tanto più a monte. Le campagne su Stelle, la sclarit Massimo Capulli, direttore delle campagne subacquis e coordinatore del progetto Anaxum, sono l'unica schiaffo archeologico didattico in ambiente fluviale a livello nazionale e internazionale. Dismettude in Taians 60, la filanda di Chiarpadi di Dignan alla Lisori scontati, svioduzzi volums e i costi per la restaurazione, l'amministrazione comunale gli da ora pensare di sdrumale. O sentim il vice sindaco Luigi Toller. C'è una di fade filande di Chiarpadi? Come dice il sindaco, noi ne robe facili. La filanda di Chiarpadi è biele perché si la io di lontano quando si arriva di Udine, sotto il tetto, sotto il cammin, si potesse mantenere, sì, saremmo ben contenti.
so che a volontà in base, rifare una Finlandia così e recuperare, potresti non venire un'università, una scuola, ma a Chiarpat, all'edificio Cavegni, museo, che è una roba utopistiche, perché dopo avevamo mantenuto, per cui come stiamo appunto valutando che il fatto di demolire che sì. E anche perché stasera le dut con Gnovis si torna a Iodi Lunis, sempre a Snuvan col Vinche Sozzere. Buone serate e buon Natale a tutti.